Difficoltà a far quadrare i bilanci e carenza di studenti in Veneto. A settembre non apriranno le proprie porte 18 scuole paritarie, 7 soltanto nella Marca. Intanto MOM conferma le tariffe invariate, ma per mitigare i 3 milioni di rosso in bilancio causato dai costi energetici è necessario superare il numero di abbonamenti. Incidenti nella Marca per il capo della Procura di Treviso, ormai piaga sociale, a breve un vertice per un'analisi del problema. Senza patente alla guida di una Golf di un amico abbatte 6 colonnine dalla balaustra di Piazzale della Vittoria a Monteberico. A Vicenza, ventenne trevigiana denunciata. Incidente allo shooting club di Vedelago, parte accidentalmente un colpo di pistola, 61enne di Susegana ferito al piede mentre era impegnato in una sessione di tiro. Aveva fatto arrivare con un normale Corriere Espresso dall'Olanda un pacco con all'interno un flacone di droga dello stupro, insospettabile 49enne trevigiano arrestato. Momenti di paura la notte scorsa a Trevignano, dove un 46enne ha sfondato la porta d'ingresso del palazzo dove risiede l'ex compagno, l'uomo bloccato dai carabinieri. Oltre un anno per ottenere o rinnovare un permesso di soggiorno, troppo per gli immigrati che vivono e lavorano nella Marca e che per questo vogliono incontrare il neo questore, pronti a distendersi a oltranza davanti all'ufficio stranieri. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano la scuola che sta per iniziare, le difficoltà di far quadrare i bilanci alle prese con i rincari delle bollette e anche la carenza di studenti. In Veneto a settembre non apriranno le proprie porte 18 scuole paritarie, a pagare il prezzo più alto la Marca trevigiana e il Padovano. Mancanza di bambini e difficoltà dal punto di vista gestionale legate ai rincari di luce e gas. Dai dati del Ministero dell'Istruzione, a settembre 18 scuole paritarie venete non riapriranno le aule ai loro studenti. La gran parte nella Marca trevigiana, 7, 6 in provincia di Padova, 2 nel Rodigino, 1 rispettivamente nelle province di Venezia, Vicenza e Verona. 11 di queste sono scuole paritarie dell'infanzia, a confermare il trend degli ultimi 5 anni, che registra una perdita di 10-12 istituti tra asili e nidi all'anno. A soffrire maggiormente la provincia di Treviso, che conta la chiusura di poco meno della metà delle scuole paritarie venete. Nel dettaglio, a settembre la campanella non suonerà nelle scuole dell'infanzia paritarie Angelo Toso di Casiera, Angeli Custodi di Morgano, Dottor Bernardo Brunelli di Miane, Maria Immacolata di Vedelago, l'Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia Cavanis, Collegio Canova di Possagno, il Liceo Classico Europeo con opzione giuridico-economico Brandolini Rota di Oderzo. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso invece dal prossimo anno scolastico cesserà l'indirizzo di studio Liceo Scientifico Quadriennale, resteranno invece il base e l'opzione Scienze Applicate. A pesare su queste scelte sofferte, da un lato la denatalità e la conseguente carenza di studenti, dall'altra i costi sempre più elevati che pesano sulle casse delle scuole, soprattutto per le realtà più piccole di nidi e materne paritarie. Conti alla mano, la media regionale parla di rincari sostenuti dagli istituti del 140% per l'energia elettrica e del 100% per il gas, ma ci sono zone della regione che pagano uno scotto ancora maggiore. Poi abbiamo tutta la fascia pedemontana, quindi l'Alto Veronese, l'Alto Vicentino, l'Alto Trevigiano e il Bellunese, che ovviamente hanno ben altre bollette, soprattutto del gas per il riscaldamento ovviamente. Così, di fronte a finanziamenti statali insufficienti, le scuole paritarie si trovano costrette a mettere mano alle rette del prossimo anno scolastico, ad iniziare dagli istituti del Bellunese, Alto Vicentino e Alto Trevigiano. Dovremmo, e abbiamo fatto il calcolo medio, aumentare di circa 20 euro al mese la retta ai genitori. Dovremmo fare questo. Lo dovremo fare sicuramente dal mese di ottobre in avanti fino ad almeno a marzo, nelle parti di territorio veneto dove il riscaldamento andrà in tutto questo periodo qua. Sorte simile per tutte le altre scuole dell'infanzia paritarie. Faremo lo stesso aumento, circa 20 euro, non magari da ottobre, ma partiremo a novembre. Non appena accenderemo il riscaldamento. E poi c'è il trasporto pubblico locale legato anche all'inizio della scuola. Stamane Mobilità di Marca, MOM, ha presentato la campagna abbonamenti. Si conferma quanto detto nei giorni scorsi, le tariffe restano invariate, ma per mitigare i 3 milioni di rosso in bilancio, spettro causato dai costi energetici, l'obiettivo è quello di superare, e non di poco, il numero di abbonamenti.
3 milioni di euro di rosso in bilancio è quanto si prospetta per la MOM a causa dell'aumento vertiginoso dei costi energetici. L'esempio è il metano, passato in pochi mesi da 32 centesimi ad oltre 2 euro al metro cubo. E in questa situazione l'azienda punta tutto sugli abbonamenti. La mia speranza è quella che la gente usi il mezzo pubblico, e usare il mezzo pubblico vuol dire avere di più dei 30.000 abbonati che abbiamo oggi. Se l'azienda ha di più dei 30.000 abbonati che abbiamo oggi, sicuramente quello che dicevamo prima sul discorso della differenza tra costi e ricavi sui 3 milioni di euro, che sono quelli preventivati a fine anno, dovrebbe in qualche modo essere attutita. Questo è il problema. Ecco dunque un'importante campagna di digitalizzazione con relativo influencer per accattivarsi i più giovani, considerando che il 75% dei passeggeri sono studenti. Rinnovi mensili per non gravare troppo sui bilanci familiari, con sconto di 3 mesi per chi ne acquista 9. Incentivi anche per chi usa il bus per recarsi al lavoro, con il recupero del 50% della spesa. Tutto questo, come già annunciato, senza ritocchi. Noi non abbiamo aumentato le tariffe, lo sapete, l'ente di governo l'altro giorno ha deciso di non aumentare le tariffe. Intanto MOM prosegue con i suoi obiettivi, dal deposito con la nuova sede di via Castellana all'intervento all'ex Cuor, all'ultimazione della sede di Castelfranco, pensando peraltro sia a Montebelluna che a Pieve di Soligo. Poi ci saranno altri 20 autobus a metano che porteranno 83 agli ecomezzi circolanti. Infine ci sono anche 25 nuovi autobus elettrici per il comune di Treviso. Treviso ha ricevuto dei contributi dal PNRR, la decisione del comune è quella di impiegarli in acquisto di autobus elettrici. Quindi alla linea 7 presto andranno ad aggiungersi altre tratte. Sicuramente la linea 1, poi avremo altre linee importanti, quelle importanti di Treviso, penso che complessivamente saranno all'incirca dalle 3 a 4 linee. Paura questa mattina a Cornuda, dove un ciclista è stato investito da un'auto. Fortunatamente per l'uomo soltanto lievi ferite, ma lo sappiamo, l'abbiamo raccontato in questa settimana, è stato un agosto terribile dal punto di vista degli incidenti stradali e delle tragedie sulla strada, tanto da far dire al capo della Procura di Treviso che si tratta ormai di una piaga sociale, e quindi ha annunciato nelle prossime settimane un vertice per fare il punto di situazione sugli incidenti, sull'alta velocità e anche sulle persone che si mettono alla guida in stato di ebbrezza. In questi primi 23 giorni di agosto sono 10 le persone che hanno perso la vita sulle strade della Marca, 9 in appena 2 settimane. Numeri che mostrano in tutta la sua gravità quella che il procuratore di Treviso, Marco Martani, descrive come una piaga sociale. Siamo davanti ad una questione culturale, direi quasi un problema antropologico. È evidente che manca la cultura della sicurezza, c'è tanta distrazione, ma soprattutto, aggiunge il capo della procura, troppe persone si mettono al volante dopo aver assunto alcolici, i cui effetti sui guidatori sono devastanti. Disattenzione, alta velocità, guida in stato di ebbrezza sono tanti e diversi fattori causa di incidenti, a volte dalle conseguenze drammatiche. Prevenire le stragi deve essere l'obiettivo da perseguire anche attraverso quelle campagne sulla sicurezza stradale che avevano abbattuto il numero delle vittime, come mostra questo grafico. Curva che è tornata a risalire dopo il 2010, quando le iniziative come conseguenza della riforma del Rio delle Province erano state sospese. Dallo scorso anno nella Marca sono ripresi gli incontri nelle scuole superiori con i ragazzi di quarta e quinta, ma dal prossimo anno scolastico si intende tornare ai progetti che coinvolgano tutti gli studenti. Con gli altri enti, ULSS, e poi con tutte le polizie urbane, con la Polizia di Stato, con Carabinieri, è potenziato nel senso che dovremo andare a toccare tutte le scuole. Aiutare i ragazzi a vedere oltre, a prevenire le situazioni di pericolo alla base delle lezioni. Noi l'incidente glielo facciamo vedere, tipo questi che abbiamo visto prima, prima lo facciamo vedere in tempo naturale, poi lo sezioniamo, lo tagliamo. Ma il progetto punta ad un ulteriore passo. E dovremo anche ricominciare quello che avevamo fatto negli anni, che era servito tantissimo, quelle prove pratiche. Educazione stradale che vuole raggiungere anche i più anziani con progetti ad hoc. Dei video appositi, soprattutto sulle condizioni quelle difficili, dove gli anziani non hanno magari ben compreso alcune cose e magari le fanno un po' a rischio. Abbiamo preparato già dei materiali e io penso che dal prossimo anno cominceremo già con delle lezioni pratiche da fare a loro. L'Unione Europea ha fissato un obiettivo: 0 morti sulle strade entro il 2050.
io sono convinto che ripartendo e avendo la forza di ripartire adeguatamente dobbiamo riuscire a riportare i morti su quella linea gialla che ci ha indicato la Comunità Europea. E intanto una ventenne trevigiana viene denunciata per aver guidato senza patente l'auto di un conoscente e ha provocato dei seri danni a Monteberico, a Vicenza. Monteberico, piazzale della Vittoria. Non c'è pace per la storica balaustra in pietra di Vicenza che cinge il balcone più prestigioso che si affaccia dall'alto sulla città. Per la terza volta in un anno questo manufatto artistico è stato rovinosamente vandalizzato. È accaduto nella notte. Un'auto sfuggita al controllo ha impattato sulla barriera che ha trattenuto la vettura, ma ha divelto 6 colonnine che sono precipitate nel vuoto. L'ennesimo affronto che indigna cittadini e turisti. È una vergogna, guardi. Non so, la gente non sa cosa, i soldi che spendiamo per sistemare queste cose. Io, pur non essendo vicentina, venendo qua come turista, credo che questo posto sia un simbolo di Vicenza, un punto molto importante, e mi dispiace semplicemente che venga rovinato da certa gente che sembra avere nient'altro da fare. A Monteberico, insomma, non è proprio ecco. Esatto, quindi è il doppio più grave, diciamo così, perché è proprio un disastro. No, bisogna far vedere che è una cosa che non si deve fare, perché di gente, di vandali ce n'è all'infinito qua e dappertutto. Non è giusto che un patrimonio del genere venga rovinato, quindi sicuramente una pena è da far vedere per tutti quanti e per far capire che non si deve fare una cosa del genere, che deve essere punita giustamente. Spero che verranno presi, perché non mi pare giusto che rimanga impunita questa azione, soprattutto perché la mia paura è che poi continuino nel tempo. Sì, pene esemplari. Se restano ancora ignoti i responsabili dei 2 primi atti vandalici, sono stati individuati gli autori del danneggiamento di questa notte. Alla guida della vettura una Volkswagen Golf, una ragazza ventenne di Treviso senza patente che ha ammesso le sue responsabilità agli agenti di polizia locale subito intervenuti verso mezzanotte su segnalazione di un testimone. Avrebbe avviato la vettura girando le chiavi sul cruscotto lasciate dal proprietario, non riuscendo però a controllare la partenza del veicolo. Ora dovrà pagare un'ammenda di oltre 5.000 euro per guida senza patente e danneggiamento, e dovrà inoltre farsi carico dei costi del restauro. Quasi 400 euro di multa anche per il proprietario della Golf, un 32enne sanzionato per l'incauto affidamento del mezzo. Meno male che li hanno presi, questo è un bel fatto, diciamo, basta. Pagheranno, devono pagare. Spero, spero, perché io qui so che in Italia non paga più nessuno ormai. Meriterebbero pene esemplari? Direi di sì. La sicurezza sulle strade dipende anche spesso dalle condizioni della strada. A Mogliano la segnalazione di mancata sicurezza, soprattutto dei ciclisti, lungo un tratto particolare del Terraglio, ma l'amministrazione comunale fa sapere che c'è in cantiere un progetto per la pista ciclabile grazie ai fondi del PNRR. La storia, sentiamo. Il Terraglio come la strada più mortalmente pericolosa d'Italia, e negli ultimi anni, da quando almeno io sono venuto ad abitare qui in via Corridoni, sono morte più di una dozzina di persone. Ed è con questa premessa che Maurizio Di Tommaso, residente a Mogliano Veneto, pone l'urgenza di una pista ciclabile lungo la strada del Terraglio, nello specifico nel tratto tra via Ronzinella e il ponte sul Dese a Marocco. Sono tantissime infatti le biciclette che ogni giorno viaggiano rifugiandosi lungo le corsie d'emergenza per sfuggire alla velocità delle auto. L'unica maniera per farli correre in sicurezza è fare la pista ciclabile, perché se no i ciclisti, è logico che in mezzo a un traffico così intenso e così pieno sono sempre a rischio. Anziani in sella verso il mercato cittadino, ragazzi che pedalano all'aria aperta, ma anche famiglie con bambini, un traffico ciclistico che fatica a trovare il suo spazio, ma soprattutto sicurezza. Io non so la competenza di chi sia, o non voglio dirlo, questo molto probabilmente sarà dell'ANAS, sarà della provincia, sarà dello Stato, sarà di chi è, ma una competenza il Comune di Mogliano Veneto ce l'ha, ed è quella di provvedere all'integrità fisica dei suoi cittadini e alla loro sicurezza quando corrono per le strade. Ed è proprio il Comune di Mogliano, nello specifico il sindaco Davide Bortolato, a rispondere con un progetto alla mano. Siamo stati assegnatari di un finanziamento grazie al bando rigenerazione all'interno del PNRR, che ci permetterà di andare a realizzare la pista ciclabile sul Terraglio dal confine con il Comune di Venezia fino al centro storico di Mogliano.
e quindi riusciremo ad andare a mettere in sicurezza per i ciclisti e per i pedoni la napoleonica, la strada statale Pontebana, che oggi per ciclisti e pedoni non è proprio il massimo. Adesso la cronaca ha ordinato su un sito web olandese un pacco di GBL, la cosiddetta droga dello stupro. Dopo la consegna avvenuta qualche giorno fa da parte di un normale Corriere Espresso, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Treviso, che gli hanno sequestrato un flacone in plastica che conteneva una sostanza illecita, un flacone dei 300 grammi circa. Si sarebbero potute ricavare almeno 450 dosi. Arrestato un 49enne residente appunto nel Trevigiano senza nessun precedente alle spalle. I poliziotti che hanno osservato l'attività dell'uomo per alcuni giorni, dopo aver ricevuto informazioni in merito al possibile arrivo della sostanza stupefacente, a mezzo Corriere hanno notato l'uomo mentre ritirava un pacco presso la propria abitazione. A quel punto sono intervenuti e hanno rinvenuto all'interno del pacco la sostanza stupefacente. E a Bedelago invece un incidente oggi pomeriggio al poligono di tiro, ferito a un piede un 61enne di Susegana. Stava maneggiando la sua pistola quando è accidentalmente partito un colpo che gli ha trapassato il piede destro. L'uomo, un 61enne di Susegana, oggi pomeriggio si trovava al poligono dello Shooting Club di Vedelago per una sessione di tiro sportivo quando, dopo aver infilato l'arma regolarmente detenuta nella fondina, si è sentito improvvisamente lo sparo. Le urla hanno fatto scattare immediato l'allarme. Il 61enne è stato soccorso da un'ambulanza con medico e dall'elio soccorso che lo ha trasportato all'ospedale di Treviso per accertamenti sulle lesioni riportate. Le condizioni dell'uomo non desterebbero particolare preoccupazione e non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Carabinieri in azione la notte scorsa anche nel Montebellunese per bloccare un 46enne che aveva sfondato la porta d'ingresso del palazzo della sua ex con un cric. Era notte fonda quando i residenti di una palazzina del Montebellunese sono stati svegliati da rumore di vetri in frantumi, urla e minacce. A compiere il gesto un 46enne di Castelfranco Veneto che, armato di cric, ha scagliato con tutta la sua forza l'oggetto verso la vetrata del condominio mandandolo in frantumi nel tentativo di raggiungere l'abitazione della sua ex compagna. Alla base di questo folle gesto dunque ci sarebbe stata la volontà di ritornare con la ex fidanzata. Spaventati dall'ira dell'uomo, i residenti hanno allertato i carabinieri che prontamente sono intervenuti sul posto per bloccarlo. Da subito apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, ha opposto resistenza ai militari dell'arma. Per placarne l'aggressività, sul posto è intervenuto anche il personale del 118. Processato per direttissima, è stato in giornata convalidato l'arresto del 46enne e disposto dal giudice anche il divieto di dimora nel comune teatro del grave fatto. E sempre sul fronte della sicurezza, i carabinieri della stazione di Resana la scorsa notte hanno fermato per possesso di porto abusivo di oggetti atti a offendere un ragazzo di 22 anni residente della zona. Il giovane è stato infatti trovato in possesso di 2 coltelli con una lama della lunghezza di 9 e 11 centimetri che gli sono stati prontamente sequestrati. Finisce con le gambe stritolate delle ruote del rimorchio, un grave infortunio nella tarda mattinata a Maser. Un operaio 32enne di Castelfranco, dipendente di una ditta di opere movimento terra, stava lavorando al montaggio di un palco all'interno di Villa Barbaro quando, secondo una prima ricostruzione, nel tentativo di bloccare il rimorchio è finito con gli arti inferiori sotto le ruote. Il 32enne ha riportato serie lesioni a entrambe le gambe, è stato portato con l'elisoccorso in ospedale a Treviso, non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal. Ancora i carabinieri impegnati nel primo pomeriggio di oggi con una pattuglia della stazione di Castelfranco che era in servizio perlustrativo, ha rintracciato 9 cittadini stranieri di origine asiatica, 8 di età compresa tra i 18 e i 40 anni e un minore, che stavano stazionando nei pressi di un'area di rifornimento carburante in via Dante nel appunto comune di Cessalto. Gli stranieri tutti privi di documenti, in discrete condizioni di salute e verosimilmente da poco arrivati clandestinamente sul territorio nazionale dalla frontiera di Trieste, sono stati condotti presso gli uffici dell'Arma Trevigiana per gli accertamenti del caso. C'è invece chi cerca di ottenere o di rinnovare il proprio permesso di soggiorno, ma sappiamo che negli ultimi tempi all'ufficio stranieri della questura di Treviso è sempre più difficile. Allora gli immigrati, un gruppo di immigrati di Treviso contro questi permessi lumaca sono pronti anche a manifestare.
Noi faremo un sitting davanti alla questura di Treviso, perché per un rinnovo di permessi di soggiorno oggi si vuole 1 anno e qualcosa e non è possibile. Pronti alla protesta pacifica pur di velocizzare le pratiche all'ufficio stranieri della questura di Treviso. L'iniziativa è dell'Associazione Cittadinanza Attiva, che da mesi registra le segnalazioni costanti di immigrati perfettamente inseriti nel tessuto sociale trevigiano che non riescono ad ottenere documenti essenziali per vivere. Perché per avere una tessera sanitaria si vuole un permesso di soggiorno, per un lavoro si vuole un permesso di soggiorno, ma anche per viaggiare. Per questo l'associazione ha chiesto un incontro al nuovo questore Emanuele De Bernardin e nel frattempo ha interessato anche la consulta regionale per l'immigrazione, già impegnata su altri fronti. C'è anche la cittadinanza italiana da parte dei comuni che ritardano la possibilità del giuramento, anche il ricongiungimento familiare. Però noi concentriamo tutto sulla questione di ritardi notevoli della questura di Treviso. Immigrati che chiedono anche il sostegno della società civile. Noi chiediamo anche un appoggio, un aiuto ai sindacati, perché il 30% dei loro iscritti sono lavoratori stranieri, ma anche associazioni dottoriali, che queste persone che hanno questi problemi gravi sono loro dipendenti. Dunque noi chiediamo una cosa per una pace sociale. Ci sono città vicine a noi che lo fanno molto meno e non possono essere meglio di Treviso. La politica si è conclusa a notte fonda. Il direttivo del Partito Democratico Trevigiano, convocato per discutere il tema delle paventate dimissioni del segretario e della direzione provinciale. Lo sapete, venerdì scorso Zorzi annunciò che accettava la candidatura per le elezioni, ma avrebbe rimandato al direttivo provinciale l'eventuale dimissioni da segretario provinciale, dimissioni che vengono congelate, o meglio Zorzi resta segretario, ma la resa dei conti si farà dopo il voto. Resa dei conti rimandata al dopo elezioni per il Partito Democratico Trevigiano. Questo è il risultato della direzione convocata ieri sera, che si è conclusa a notte fonda dopo che il segretario Giovanni Zorzi aveva messo sul tavolo dimissioni dell'intera segreteria a seguito del caso Rachele Scarpa. Ritengo che dopo il voto, qualsiasi sia l'esito, si aprirà una fase politica nuova per il Paese e per il partito, e là ci confronteremo su quelle che sono profondamente le ragioni di questo malessere. Chi sperava ad una piena ricomposizione è andato via un po' deluso, ma del resto non poteva essere altrimenti dopo la scelta piombata direttamente dalla segreteria nazionale. Noi ci siamo mossi come segreteria provinciale in accordo con la direzione provinciale per preparare una rosa di nominativi, di profili che consideravamo adeguati a quella che è la complessità di questo territorio. Quindi abbiamo pensato a persone che sapessero parlare alle nostre comunità, persone che hanno dimostrato con i fatti di poter sconfiggere la Lega in questa che è la provincia di Luca Zaia. Sono state fatte altre scelte, da cui nasce il comprensibile disagio del partito qui in provincia di Treviso. Peserebbe l'inesperienza amministrativa della giovane candidata, oltre alla vicinanza ai centri sociali, anche se di contraltare ci sono le 5.000 preferenze alle ultime regionali e l'attivismo nel partito che l'ha portata alla vice segreteria regionale. Ma tutto il momento rimane lì, come la segreteria provinciale. La direzione provinciale poi ha proceduto col dibattito e compattamente alla fine ha chiesto a me e alla segreteria provinciale di non fare un passo indietro, perché si è riconosciuto il grande lavoro che abbiamo svolto in questi anni, la bontà del percorso politico che abbiamo intrapreso, e perché adesso c'è la campagna elettorale e bisogna scendere in campo per battere le destre, per vincere le elezioni. Che vedrà impegnati in prima linea candidati espressione diretta del partito e del territorio, dal sindaco di Preganziol Paolo Galeano ad Anna Sozza, ex sindaco di Macerata, fino allo stesso segretario provinciale, che definisce il tutto una vera e propria sfida personale alla Lega. Pronto a scendere a Roma? Io sono pronto a scendere in campo intanto, e sarà una partita molto difficile. Correrò in uno dei collegi più difficili per il centrosinistra in Italia. Il differenziale è di 20% centrosinistra, 70% centrodestra, quindi un differenziale di 50 punti. È chiaro che è una sfida difficile, però in politica come nella vita non esistono sfide impossibili. E lo sappiamo, il malumore per la scelta dei candidati nelle liste è un po' trasversale, che non riguarda soltanto il centro-sinistra. Nel mirino c'è sempre da più parti la legge elettorale. Ieri sera a Ring le parole del candidato di Unione Popolare Gianluca Schiavon, che dice i responsabili del mantenimento di questa legge elettorale sono due, Letta e Meloni. Sentitelo.
vanno avanti a prenderci in giro da 30 anni. Il maggioritario in Italia, sotto varie forme, ha moltiplicato i partiti. Il sistema elettorale naturale in una situazione complessa come quella italiana è un sistema elettorale proporzionale. Per capirci, tot voti, tot rappresentanti. E quando si nasconde questo dato di realtà, che vale anche per un'assemblea di condominio, tanto hai e tanto vali, invece si inventano costruzioni assurde, invenzioni che, se volete, entriamo nel dettaglio, ma che nei fatti impediscono ai cittadini di esprimere la loro indicazione politica, quindi il partito, e la loro indicazione sulla persona. La legge elettorale ce l'abbiamo così per due persone. Uno si chiama Enrico Letta e uno si chiama Giorgia Meloni. Alla festa nazionale del partito di Giorgia Meloni a Treiu, tutte le altre forze politiche in Parlamento erano disponibili a cambiare e andare verso il proporzionale. Vale per Italia Viva, vale per il PD, l'allora segretario di prima Zingaretti. Arrivano Giorgia Meloni e Letta, e alla festa del partito di Giorgia Meloni dicono: la legge elettorale non si tocca, perché vale il discorso che ha fatto il nostro rappresentante del PD, cioè si preferisce il maggioritario, perché è vero che c'è un riparto proporzionale, ma il voto sul maggioritario prevale, perché è quello che ti fa scegliere poi il resto. Non c'è come nel sindaco, che io posso votare il sindaco di destra Schiesaro e il consigliere di sinistra Schiavon o viceversa. No, la scelta che fai sul maggioritario, quindi su un gioco truccato, consegue alla scelta che fai rispetto al tuo partito. Questa legge elettorale non è cambiata perché i due principali partiti, i gemelli siamesi dell'atlantismo, l'hanno voluta così, perché tutti gli altri erano disponibili a cambiarla. Sempre ieri sera l'avete intravista anche l'onorevole Sara Moretto di Italia Viva, che è tornata su un tema col quale abbiamo aperto il nostro telegiornale, quello dei rincari, del tema dell'energia. Sentite cosa ha detto. Per troppo tempo abbiamo pagato e stiamo ancora pagando un'ambiguità, un'incertezza e dei no ideologici sui temi energetici. Oggi il nostro Paese ha bisogno dei sì chiari e delle scelte determinate. E penso a questo rispetto alla domanda che lei mi faceva: non si può dire, mettere in campo e pianificare un'infrastruttura anche energetica e poi, come si incomincia a eseguirla, incominciano i no, le proteste, e questo non si fa e questo non va bene, tutto si blocca, perché ogni occasione, ogni tempo perso su questi temi significa costi in più ai cittadini. Oggi paghiamo il fatto che non abbiamo fatto impianti di produzione energetica, oggi paghiamo il fatto che abbiamo interrotto le estrazioni del gas nel nostro mare, oggi paghiamo tutte quelle scelte, quei no e quei rinvii del passato. Mi sembra che in entrambe le coalizioni si sia scelto che ci sia autonomia programmatica, no? Che quindi ognuno va lì, stiamo insieme per le elezioni, ma poi in realtà in Parlamento nel centro-sinistra ci sarà chi dice sì ai rigassificatori e chi no, e nel centrodestra idem, perché mi pare che a Piombino a protestare ci fosse anche Fratelli d'Italia e altri. Per cui io credo che io credo che i cittadini abbiano bisogno di chiarezza anche su questo. Noi abbiamo una lista unica e un programma unico che, come diceva lei, sono 60 pagine ma sono anche 20 punti molto chiari, e sui temi energetici abbiamo delle posizioni nette. Noi dobbiamo necessariamente fare un'azione innanzitutto europea su questo tema, perché non possiamo pensare di risolvercelo da solo, quando i mercati del gas soprattutto sono mercati che vanno al di fuori dei nostri confini. Dobbiamo sostenere la produzione delle energie rinnovabili, ma non farlo ideologicamente e poi, come faceva il Movimento 5 Stelle, dire sì, più green, più rinnovabile, però poi non all'eolico, no alla geotermia, no a niente. Cioè dobbiamo essere chiari: se vogliamo essere più indipendenti da un punto di vista energetico dobbiamo dire dei sì alle infrastrutture, sì anche ai rigassificatori che il governo Draghi ha in maniera, credo, seria e responsabile procurato per il nostro Paese. E proprio di caro energia si occupa l'apertura della nostra pagina bellunese.
È il grido d'allarme di Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno. Caro energia, speculazioni ingiustificate. Il commercio in montagna sta attraversando una delle crisi più buie dal dopoguerra. Sentitelo. Possiamo dire che siamo arrivati a un punto di non ritorno. Sì, è una difficoltà che deve essere risolta in tempo brevissimo, perché le aziende non chiudano veramente. Un grido d'allarme, l'ennesimo, dall'energico presidente di Confcommercio Belluno Paolo Doglioni. Il caro energia, le speculazioni ingiustificate stanno piegando il mondo del commercio, quello di montagna in particolar modo, che protesta per l'obbligatorietà del POS in un territorio ancora non coperto dalla fibra ottica e che presto dovrà fare i conti con la riaccensione del riscaldamento molto prima di quanto avviene in pianura. E allora sì, i guai si faranno seri. Quando la casa brucia, lasciamo stare di giocare a 3-7 e cerchiamo di spegnere il fuoco. Abbiamo un cocktail velenoso. Dopo il Covid, che poi c'è ancora, ecco che arriva un costo energetico assurdo. Il costo energetico fa muovere anche tutta quella che è un'inflazione, e se l'inflazione è una cosa buona per il commercio, è QB, quanto basta, come il sale. Non possiamo farla arrivare al 10 e al 15%, ormai siamo al 10%. La categoria sta soffrendo. Quante imprese nei prossimi mesi si troveranno al bivio? Io ho grossi problemi a pensare per quest'autunno quanti apriranno per l'inverno. I costi che ci sono altissimi. Dobbiamo in qualche maniera intervenire. L'appello alla politica è netto. Quella del passato è stata una sponda efficace, afferma Doglioni. Ma domani? Si toglievano la casacca del partito per lavorare per la montagna. Ahimè, sapete come siamo. La preoccupazione è reale. Il riferimento alla futura rappresentanza della montagna in Parlamento non fa dormire sonni tranquilli. Quello stesso Parlamento in cui giace quella legge salutata pochi mesi fa con grande entusiasmo, che potrebbe dare una possibilità concreta alle imprese montane senza gravare sullo Stato. Era passata al Consiglio dei Ministri e adesso doveva seguire l'iter. Mi auguro veramente che chi sarà eletto qui da noi, ormai il nome lo si sta facendo, è un amico anche lui del territorio, lo conosce bene, speriamo possa portarlo avanti. All'appello del presidente di Confcommercio Doglioni si unisce in queste ore quello della numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti. I costi dell'energia, in particolare nelle terre alte, sono una bomba sociale a orologeria. Chiunque verrà dovrà farsene immediatamente carico, afferma Lorraine Berton, che parla del caro bolletta come priorità assoluta per tutto il paese e per la montagna in particolare, dove si prospetta un dramma per famiglie e imprese. Con la legge quadro sulla montagna ce l'avevamo quasi fatta, chiosa Berton, poi sono prevalse irresponsabilità e miopia. Da qui però si deve ripartire, inutile guardare indietro. La cronaca: non c'è pace per la ciclabile che collega Cencenighe a Canale d'Agordo. Stamattina un masso di grosse dimensioni si è schiantato sul tracciato in Valle del Biois. Solo per un miracolo non si è sfilata la tragedia, visto che la ciclabile è molto frequentata. A dare l'allarme un escursionista che ha chiamato i vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere il masso, mentre sono partiti rilievi tecnici per la messa in sicurezza del versante che costeggia la ciclovia. In Croce dei Cinghiali si spaventa a Ruzzola per una trentina di metri. Brutta avventura ieri per un escursionista veronese, 49enne di San Bonifacio. Ieri sera la sua chiamata alla centrale del SUEM ha allertato sanitari e soccorso alpino di Feltre, che hanno raggiunto e individuato l'uomo a Col Geremia di Arsiè a 874 metri di altitudine. Il 49enne, che si trovava su un salto di roccia, è stato recuperato dall'elicottero di Trentino Emergenza e trasportato all'ospedale di Belluno con una probabile frattura di tibia e perone, trauma cranico e un taglio al poppaccio. L'intervento si è concluso alle 23:30. La cultura adesso, grandi emozioni e successo di pubblico per la messa in scena dell'opera La Vedova Allegra nello scenario Silvestre del Mut a Sossai di Belluno. L'opera lirica calata nel palcoscenico naturale del Mut ha abissato il successo dell'oramai tradizionale appuntamento culturale d'agosto fra i terrazzamenti che contraddistinguono un'ampia area sopra Sossai di Belluno, che grazie all'opera di molti volontari coordinati da Silvano De Salvadore e Anna Maria Bristot si è trasformata in un suggestivo teatro all'aperto. Tutti esauriti i 200 posti per il pubblico che ha assistito allo spettacolo organizzato dagli amici del Mut. L'esaltazione di un lavoro di recupero e mantenimento di una preziosa testimonianza di archeologia rurale che caratterizza la morfologia del territorio.
È andata in scena l'opera La vedova allegra con la direzione artistica del tenore bellunese Domenico Menini e la regia dell'attore bolognese Dario Turrini, che si è affidato a un cast di solisti con una solida esperienza, affiancati da attori, ballerine e comparse. Applausi a scena aperta e grande soddisfazione per gli organizzatori, il cui impegno è stato condiviso dalla Fondazione Teatri delle Dolomiti, dalla provincia e il Comune di Belluno, con il CAI, la Fondazione Dolomiti UNESCO e la Fondazione Angelini. Con le note e gli applausi si chiude questa edizione di Treviso. Vi lascio al meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo. Previsioni per giovedì 25 agosto. Sul Veneto cielo prevalentemente sereno. In montagna saranno possibili locali piovaschi o brevi rovesci temporaleschi in serata. Temperature minime tra i 20 e i 22 gradi, massime oscillanti tra i 30 e i 32 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza sereno o localmente poco nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili locali rovesci temporali sui rilievi nel pomeriggio. Temperature minime tra i 19 e i 20 gradi, massime comprese tra i 29 e i 31 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo soleggiato nella prima parte della giornata, con possibili annuvolamenti dal pomeriggio. Non sono esclusi locali rovesci o temporali sui rilievi. Temperature minime tra i 18 e i 19 gradi, massime comprese tra i 31 e i 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.